La sanità regionale lo stabilisce la riforma del titolo quinto della Costituzione. Che ci sia o non ci sia il leonelato sulle tessere sanitarie non è il vero problema. È duro l'attacco che Fratelli d'Italia e Partito Democratico sferrano dall'agone mediatico di Ring, talk show politico in onda su Antenna 3, TV del Network, Media Nord-Est, alla richiesta di ripristinare i simboli regionali che il consigliere regionale della lista Zaia, Luciano Sandonà, ha portato a Palazzo Ferrofini. È semplicemente ridicolo che si parli di questo in un consiglio regionale. Sandonà evidentemente vive in un altro pianeta, perché se oggi si discute di autonomia è solo per il governo Meloni. Nel governo giallo-verde, nel governo Draghi, dove gli esponenti del partito di Sandonà erano al governo, io non ho mai visto uno straccio di provvedimento sull'autonomia. Non credo che il Consiglio regionale debba occuparsi di cosa c'è sulla tessera del Veneto, ma magari della sanità di Veneti. Non le manda a dire alla Lega neppure l'ex segretario regionale del PD, Luigi Alessandro Bisato. Spero che non sia l'applicazione dell'articolo 117 della Costituzione, l'autonomia amministrativa corrisponda al simboletto del leone sulla tessera sanitaria. Mi pare che ci siano altri temi di cui discutere, di vera devoluzione di poteri che io derubrico in amministrativi, che è cosa diversa.